Buonasera a tutti amici da Napoliello87, il Ciucciariello e Forza Napales. Allora, questa sera parliamo di James Rodriguez. Amen Rodriguez. Allora, state tranquilli, non vi preoccupate che dalle mie fonti, non fontanelle, no che le do da bere, dalle mie fonti sono sicuro che arriverà James alla fine James Rodriguez secondo me vestirà la maglia azzurra. Allora, come ne faccio a essere certo? Non vi preoccupate che lo so, un po' dalle mie notizie so che James Rodriguez alla fine verrà alle corti di Ancelotti ad essere allenato di nuovo dal suo mister, dove l'ha allenato a Real Madrid e a Bayern Monaco. Allora, c'è l'Atletico Madrid sul giocatore, le voci lo spingano lontano, dicono James Rodriguez è sempre più lontano dal Napoli, ma io sono certo che alla fine, per una cosa e un'altra, troveremo l'accordo per farlo venire al nostro Napoli. James sarà del Napoli, voglio sentire cosa vi dico, non vacitate, state tranquilli, alla fine James Rodriguez sarà nostro, non vi preoccupate. Il numero 10, il fantasista della nazionale colombiana, giocatore del Real Madrid, ormai diciamo ex Real Madrid, perché a qualche squadra andrà a finire e quella squadra a cui andrà a finire James Amen Rodriguez sarà il nostro Napoli. E poverito se non è così. Allora, parlando invece, oltre a James Rodriguez, che quello che aspettiamo tutti quanti ovviamente è il colpo che aspettiamo dal presidente come un attaccante tra Icardi e Pepe. Cioè, ovviamente io scelgo Icardi. Perché scelgo Icardi? Perché Icardi conosce già il nostro campionato, abbiamo visto che è una punta d'area al quale può far bene con la nostra squadra, con la nostra formazione, con il nostro modulo, perché giochiamo tanto sugli esterni e i palloni in area per Icardi sono come il pane. Passando per l'attaccante passiamo a un difensore. Il Napoli sta seguendo anche dei profili di un difensore centrale come Meria, difensore tunisino, nazionale tunisino, il quale ha fatto anche ora la Coppa d'Africa ed è arrivata quarto in classifica con la Tunisia, perdendo il terzo e quarto posto con la Nigeria e prima ancora perdendo con il Senegal che è arrivato in finale. Insomma, un difensore molto buono, diciamo potrebbe fare una riserva che a noi manca, perché oltre a Maksimovic sappiamo abbiamo Luperto e abbiamo basta, e Chiriches comincia a essere vecchiamma, poveraccio, poi è pieno di acciacchi, ogni tanto gli vengono infortuni, quello e quell'altro. Era un buon difensore, sì, però Chiriches ne possiamo fare almeno ormai. Maksimovic, per quanto l'abbiamo pagato, dovrebbe giocare di più, però come abbiamo visto, anche se sono amichevoli, ogni tanto le sue cazzate le fa e anche lui è limitato, cioè non possiamo affidarci ad uno come Maksimovic. Luperto è troppo giovane, ogni tanto lo fai giocare, ma anche lui non ti può affidare a uno come Luperto, anche lui cazzate ne ha fatto quando l'hai messo titolare, eppure con Luperto non è cosa. Ci serve qualche altro difensore, almeno che ti garantisce qualcosina in più a loro. Questo Meria, giocatore, difensore della nazionale tunisina, capitano della nazionale tunisina, da quando si è visto e quando ha fatto il Napoli non è che da un punto all'altro si butta su un giocatore così. Giundoli abbiamo visto intelligentemente ha piazzato delle cessioni importanti da parte del nostro Napoli, ma anche è andato a prendere dei colpi importanti come Manolassi in difesa e Di Lorenzo come terzino. Ovviamente tutto da vedere Di Lorenzo. Comunque Meria lo ritengo un ottimo difensore, secondo me potrebbe darci quella riserva in più, qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo in panchina. Praticamente sto Meria, oltre alla nazionale tunisina, gioca in qualche squadra, no? E gioca nell'Olympiakos Pireo in Grecia, una delle squadre più titolate della Grecia, diciamo una delle big della Grecia.
un difensore da prendere, perché con 4 milioni che t'accatte, nemmeno il Caramelle, un po', a parte scherzi, il Caramelle ricatti, però cioè, con tutti i prezzi che ci sono in giro, 4 milioni, io l'andrei a prendere a sto giocatore. Dicono c'erano gli accordi, eravamo vicini, è tutto da vedere, ancora non ci sono degli accordi, però le parti si sono sentite. Speriamo che arrivi uno come Merea, che può far solo bene al Napoli avendo una panchina, un giocatore in più in panchina come lui. Torniamo al discorso Ames, quello principale, dove dobbiamo parlare. Allora, secondo me, se arriva Ames, deve guadagnarselo sul campo il numero 10, vincendo quella cosa puntini puntini, allora l'anno dopo gli potremo dare la 10. Niente, fratelli, partenopee, amici, tutti quanti, se vi è piaciuto il video lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Ames, del possibile arrivo di Merea, di Icardi, fatemelo sapere, o preferite Pepe, quello sulla pasta, non lo so, nei commenti mi fate sapere, soprattutto iscrivetevi al canale mio di Napoliello87 e del Ciucciariello che sta aspettando, vuole far cliccare. Buona serata e buonanotte a tutti da Napoliello87 e Ciucciariello e forza Napolès.